Ancora a pochissimi giorni dal 30 aprile questo ping pong per la finanziaria, come mai? Cosa mai successa finora per l'approvazione della legge finanziaria che sta un po' ostacolando tutto l'iter e lo sviluppo anche verso i comuni, i trasferimenti alle imprese e quant'altro riguarda l'economia siciliana? È evidente che c'è una debolezza della maggioranza, allora ho già fatto appello al senso di responsabilità di tutte le forze parlamentari per trovare un'intesa per il bene della Sicilia. Abbattiamo gli steccati, le nostre divisioni interne, guardiamo innanzitutto ai bisogni dei comuni, della gente, dei disabili, esigenze di sviluppo per il lavoro, la crescita, di aprire quanto prima i cantieri del Patto Sud. Questa fine legislatura caratterizziamola per la capacità di trovare sintonie, sinergie positive nell'interesse dei cittadini. Il 30 aprile è vicino, quanto è importante questo momento elettorale in cui si andrà a votare e si potrà esprimere la guida futura del Partito Democratico? È molto importante per rilanciare l'azione del Partito Democratico, anche per testimoniare con la partecipazione alle primarie che noi vogliamo partiti liberi, partiti a base realmente democratica, perché solo un partito a base realmente democratica, dove il segretario nazionale lo eleggono gli elettori e gli iscritti con le primarie, può essere un partito in grado di dare qualità alla democrazia del nostro Paese.